cappuccino, ma fumo una Marlboro, non vedo niente l'ora. E è bella l'aria fresca, che arriva da Gargano, e è bella non venire a stecchino, mano a mano a fatica, ma non si trova una fatica. Ma mi chiamate in dei spazi, a far dormire cappuccino, ma non mi incazzo. Con contro me sta ciccia, che faccio solo un beach, se stanno che da uito, che stanno per Istanbul, se fracca una pensione, passato un milione, ci rivido a 2 cilindri, ogni eterna vola una spinta fatica, ma non si trova una fatica. Ci deixa vina fino fuori, che sarà che ti pomodoro, ma solo a broscia. Voglio una fatica, mai prendrà la testa, ma localmente mano, che tu stai embriaco. Non passa tempo, come non vi, se non venga a farmi pipa. Buongiorno! Una buona giornata da Barletta Veste, Lelli Rosso e il grande Frank! Ciao ragazzi! Frank da Manchester, non più da Cambridge. No, che da io ce l'ho. Dove sta la pagnotta? Noi andiamo. E una buona giornata a tutti quanti voi, tutte le massaie che state già preparando il latte ai vostri mariti, ai vostri figli. Ciao, A Mestre quello ha invitato la sua ex con il marito. Lei c'è. Sì, l'abbonamento. Buongiorno, good morning guys. Mamma mia. E non si trova una fatica. Le scuole sono finite ragazzi. Ciao Franco, ciao Nunzia, ciao Michele, ciao Sebastiano la Vecchia, ciao Claudia, ho letto Ombretta, ciao Ombretta è quella di Vetrava. No, Ombretta è dell'Umbria, è una grande Ombretta. E ieri mi diceva anche questa cosa, sì. Il nostro amico che ti stavo parlando. Ragazzi, avete visto la buonanotte di ieri? È stata veramente bella. Io e Enzo abbiamo fatto una bellissima, ma stupenda cosa abbiamo fatto. Abbiamo parlato per quanto riguarda, abbiamo lanciato un sondaggio, come ci vedete. Noi abbiamo detto che l'80% non faremo niente, all'80%, però c'è quel 20% per metterci in politica, ma non come politicanti, come guardiani, come marcatori stretti. Io, ma come accordo, ma non Giandeno, diceva Marcheso, a uomo. Ma che Lello Sindaco, oh ma buongiorno signora Maria. Ragazzi, Lello Sindaco non lo potete fare, di nuovo, non può fare il sindaco, perché scegliamo e si mette a fare il sindaco a te. A calzesco che fa tutto quello, piccio. No, il problema è che non possiamo fare il sindaco, perché quando c'è la processione e si mette la fascia in diagonale, quando vai sa fascia? Non esageriamo, dai, ci sono stati sindaci molto più grossi di me. Facciamo un sondaggio. Allora facciamo un quiz, ragazzi. Ci sono stati sindaci più robusti. Ma veramente? Di Livello Rosso. Allora, che si arrubano questo? No, stavate l'animo. Il fisico è come l'animo. Tu c'hai un animo abbondante e c'hai un fisico abbondante. Comunque ragazzi, vi invito ad andarci a vedere questo Buonanotte, veramente bello, veramente, è molto interessante e dite la vostra. E quindi quindi Lello Sindaco? No, io non mi candido, noi vorremmo mettere Barletta Veste come partito lista civica che non... Innanzitutto vogliamo vedere anche se è vero che ci vogliono bene, vogliamo vedere se noi siamo veramente la voce del popolo, sì, perché a parlessimo tutto buono, come diciamo uno di me, e chi insulta e chi femmina in mezzo si va a accompagnare. Bravo.
ieri i fioroni, i clumb, Ma io ho scritto i colombi. Vabbè. Cioè, questo è l'esempio. Ciao, buongiorno signore. No, ma tu lo devi capire, quell'esempio che tu ormai non sei più un cristiano normale. Perché se tu 2 o 3 anni fa dicevi club, non ti cagavano, scusate, non ti dava retta nessuno. È vero. Adesso cioè, tu dico, sei come la Juve, capito? Cioè sei amato e odiato, hai capito? Avete sentito che la Juve ha ripreso Agricola, un farmacista? Parliamo di Juve. No, Siamo se pensa vedere che cosa stai, ma poi stai che è una cosa di Kiss. Inter. Ma poi stai una cosa di Roma, capace di stai una cosa di Kiss, ma veramente prima mattina. E invece l'allergia. La felpa. A parlare di oggi, il pulso di strada. E hanno lavato. La mano non si è l'acqua a casa. Quindi dobbiamo coinvolgerci, ma dipende quando è la campagna elettorale, quando sarà? L'anno prossimo, comunque domani 20 ci sarà il consiglio comunale, come al solito. Ma se sono liberi, lo facessero quando vogliono. Comunque andiamo in interesse di politica, sinceramente non ci interessa, però veramente non mi interessa. Ma stanno a fare, ho capito, non ti interessa, ma stanno a fare a 6, forse come dopo. Sì, infatti Barletta alla Veste vuole dire che vuole dire che l'estate barlettana quest'anno non si farà niente, perché se è vero che domani salta il sindaco, chiede 45.000 euro, mega viene 5 più 40 sono stati stanziati. Ecco qua signori, oggi facciamo il nostro giro, perché è molto importante prima mattina fare vedere a tutti i miei amici barlettani, i nostri seguaci, facciamo vedere a prima mattina una cosa stupenda, né? Cartolina, a posto, non sta riseduto stamattina, come ne mangia fate che c'è di pizza, noi siamo lavoratori indefessi, vedi se stai a saccheggiare, Ciao maestro. E allora niente, dicevamo che oggi è la giornata che è un po' come oggi è coperta. La classica giornata a secco come te va. Ma tu. E niente ragazzi, oggi è lunedì 19, buon inizio di settimana a tutti quanti voi. 19 giugno 2027. 2028, 29, 30, 32. Questa è la settimana degli esami di maturità, i ragazzi concentratevi. Vi racconto. E allora dai, bello Barletta. Mia madre ti ringrazia, dice mia madre, grandi colombi. I colombi, tutto quello. E allora ragazzi, buon inizio di settimana a tutti quanti voi, vi auguriamo qualsiasi ricorrenza. L'accompagniamo Guagnolo. La risposta passeggio, ma ci sarà più ieri. Ma non per niente, cioè fino a quello fino a quello da 10 a ce la faccio. Ma veramente. Ragazzi, no, adesso all'angolo, vai dritto. Ciao ragazzi! Via Rizzitelli, ma a Pid fino a Gate, buongiorno tutti quando uno vuole dimagrire. Un fischio, pure vado a dimagrire. Ragazzi, ciao Fabrizio da Manchester. Buongiorno Barletta e Aves. Ciao zio Fra, ci sentiamo oggi. Ciao. E niente ragazzi, oggi è lunedì 19 giugno, ragazzi, ma ruota 19, sapete che 19 giugno la signora a fare vedi qua hanno già espropriato qualcosa perché dovrebbero fare, ma questi due qua, vedete questi due qua, buongiorno, mamma mia, mo si può dire chi sta stando, che grandi lavoratori. Beh ragazzi, io vi auguro il meglio del meglio come al solito, un buon lunedì, un buon inizio di settimana, un abbraccione veramente di vero cuore al nostro amico Antonio Binetti che ieri ha avuto una bruttissima notizia della scomparsa del papà, ha avuto un infarto,
Antonio Binetti è il ragazzo che si sta prodigando per quanto riguarda il mare, la pulizia del mare, vorrebbe portare Eraclio sott'acqua, un ragazzo eccezionale. Antonio, tutta Barletta Est ti sta vicino con il cuore. Ciao a tutti ragazzi, buona giornata, Barletta Est, ciao!